Io per esempio inizierei a verificare certamente l'incidenza, cioè il tasso di presenza di occupazione delle terapie intensive è importante, ma lo parametrerei semplicemente sui non vaccinati, sui vaccinati. Tarare il tasso di occupazione delle terapie intensive sui vaccinati è una delle proposte avanzate dal senatore veneziano Andrea Ferrazzi nell'ambito di una revisione dei parametri di incidenza del coronavirus che stabiliscono i colori delle regioni e le relative limitazioni. Questi parametri, d'altronde, sono già stati rivisti diverse volte ed è ora, secondo Ferrazzi, di aggiornarli secondo la nuova situazione. Gli scienziati ci stanno dicendo che oggettivamente anche la variante Omicron, tra vaccinati e non vaccinati, sono delle due malattie del tutto diverse. Del tutto diverse. Se lei va a vedere gli studi fatti a Hong Kong, gli studi fatti a Londra, gli studi fatti in Sud Africa, per raccontare i 3 paesi che hanno maggiore incidenza, beh, lì si vede che i non vaccinati rischiano e i vaccinati invece il 90% è praticamente un'influenza, diciamo così, no, un raffreddore e l'influenza. Ferrazzi è anche favorevole all'estensione del Super Green Pass come condizione necessaria all'accesso a determinati luoghi sulla scia di ciò che sta avvenendo in Francia e in Germania e a rivedere il periodo di quarantena per chi è stato a contatto con un positivo. 7 giorni da vaccinati con la terza dose sono troppi. Non possiamo permetterci che il 10% di non vaccinati porti le terapie intensive a una condizione da portarci tutti in zona arancione o rossa, capisce? Non possiamo più chiudere i bar, i ristoranti, le attività economiche, le scuole sulle spalle delle famiglie. Dobbiamo trovare altri indicatori alla luce del fatto che sta cambiando lo scenario.